Noi siamo stati fortunati in tutte le stagioni perché siamo stati circondati da una troupe di ragazzi meravigliosi. Devo a Stefano Sollima tutto perché è stato lui che mi ha voluto, mi ha spinto. E poi c'è stato un regista, non vorrei fare nomi, che mi tartassava quando arrivavo sul set e trovavo sul mio camerino i nomi di tutte le più grandi dive del cinema italiano. La cosa bella non posso è che fare questo nomi. regista un giorno a Scampia, fuori dal suo camerino, mette Sofia Loren e 3 cronisti napoletani riportano grande notizia, Sofia Loren nel cast di Gomorra. Mamma mia. E mi ricordo una scena in particolare quando abbiamo girato le scene del carcere. Furono incendiati i materassi e si riempì tutto l'ambiente di fumo e Stefano voleva fino alla fine, ha chiamato lo stop all'ultimo secondo. Siamo scappati tutti quanti via. Io mi giro e c'è Maricetta Lombardo, una professionista straordinaria, che stava ancora dicendo no, non posso staccare perché devo prendere questi suoni, queste cose. E lei proprio l'abnegazione fatta persona, come tutte le persone della troupe che abbiamo avuto la fortuna di Io non potrò mai incontrare. dimenticare i miei costumi. Veronica Fragola mi ha combinato in un modo, a parte le maglie coi gatti che prendevano vita, quando sono andata a fare la prima prova costume, io sono andata e ho trovato un tavolaccio enorme pieno di gioielli e le ho detto scusa ma veramente io quando finiamo perché me ne devo andare? Lei severissima, ma che non hai capito che sei la protagonista? E beh, state ferma, no? Devi sta qua, ma devi sta qua fino alla fine. Io ero terrorizzata. Bello comunque, da questo punto di vista siamo stati fortunatissime, delle maestranze meravigliose.